Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. L'ex procuratore aggiunto di Palermo Giuseppe Pignatone è indagato a Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sul presunto insabbiamento dell'indagine su mafia e appalti del 1992. L'accusa è di favoreggiamento a Cosa Nostra. Irregolarità e revoche a moltissimi istituti paritari in Sicilia dopo i controlli effettuati dall'ufficio scolastico regionale. Su disposizione dell'assessorato all'istruzione guidato da Mimmo Turano, le attività di controllo hanno rilevato irregolarità in 40 corsi su 45 nei 20 istituti passati al setaccio. È stato ritrovato morto Giuseppe Barone, 75 anni, scomparso da Caltagirone in provincia di Catania il 26 luglio scorso. L'uomo era ospite dell'istituto La Grazia di Piano San Paolo e, essendo diabetico, necessitava di cure immediate. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa. Sono 266 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa dopo che le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno soccorso 4 barchini. A bordo delle 4 imbarcazioni gruppi di 54 persone, tra cui 14 donne e 3 minori. Chiudiamo con lo sport e in particolare con le Olimpiadi che hanno visto l'Italia della spada femminile conquistare la medaglia d'oro nel torneo a squadre. Formazione composta al 50% da siciliane con le 2 catanesi Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti e arrivederci.